Test genetici per adattare le terapie ad ogni singolo paziente e migliorare le aspettative di guarigione di vita. Virus contro i tumori sono alcune delle novità che verranno esposte da luminari della medicina provenienti da tutto il pianeta per la seconda edizione del World Health Forum di Padova, il Forum Mondiale della Salute al Centro Congressi. Da 3 giorni, dal 13 al 15 marzo, che svilupperà il tema della medicina di precisione, è stata presentata a Palazzo Balbi a Venezia. Addirittura per la correzione di singoli difetti genici, con quelle forbici molecolari che si chiamano CRISPR-Cas. Ecco che con queste cure si può arrivare a risolvere problemi come le malattie genetiche del sangue. Nel convegno ci saranno almeno 3 relatori che parleranno di come utilizzare i virus per curare i tumori. Si chiama viroterapia dei tumori, cioè si modificano geneticamente i virus per attaccare solo le cellule tumorali e risparmiare le cellule sane. Ma il Veneto si candida a diventare un punto di riferimento nazionale, internazionale e mondiale, lo vedremo con questa seconda edizione, toccando dei temi importantissimi come la medicina di precisione, la medicina personalizzata, di conseguenza i farmaci personalizzati, innovativi, e sappiamo quanto su questa tematica ci sia oggi molta discussione. L'anno scorso furono 3.000 i partecipanti, quest'anno saranno 51 i relatori, 15 diverse aree tematiche. Si parlerà di intelligenza artificiale, di pandemie, di biotecnologie e infezioni ospedaliere. Per cui è molto importante quello che viene fatto, mi auguro che venga fatto di anno in anno perché ha una valenza sia per la salute dei cittadini sia per l'aspetto commerciale. Quello che si attesta è la centralità di Padova in un mondo come quello della sanità, che è un mondo in pieno sviluppo. È importante esprimere questo lavoro di squadra, perché il World Health Forum è proprio un esempio di come quando si lavora in squadra, Camere di Commercio guidati dalla Regione Veneto e poi anche la nostra fondazione, la Cassa di Risparmio di Padova Vero Vigo e l'Università di Padova, possiamo veramente far emergere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. L'obiettivo ambizioso è di unire le conoscenze scientifiche per migliorare la vita delle persone grazie alle innovazioni. Servono scelte politiche per aiutare chi non riesce a curarsi, ha detto il sindaco di Padova Giordani. Le innovazioni tecnologiche dovranno essere sostenibili, ha aggiunto il luminare della virologia Giorgio Palù. Prego.